Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. A Santa Flavia, nel Palermitano, il via alla kermesse di Forza Italia al centro del Mediterraneo. Alla 2 giorni azzurra presenti i big del partito. Il leader Tajani apre ad un secondo mandato di Schifani. Agrigento ancora alle prese con la crisi idrica, associazioni riunite per affrontare un problema che sembra non avere soluzione nonostante le recenti piogge. Incidenti mortali sul lavoro, una piaga che non risparmia nessuno da nord a sud. Secondo l'INAIL in Sicilia i morti salgono del 22% rispetto allo scorso anno. Povertà in crescita a Catania, dove sempre più famiglie si rivolgono alle parrocchie per ricevere sostegno, non solo alimenti ma anche aiuti per pagare le utenze. Consapevole di uccidere, depositate le motivazioni della Corte d'Assise di Catania che ha condannato a 30 anni Martina Patti, che nel 2022 uccise a Mascalucia la figlia di 5 anni, Elena Del Pozzo. A Messina ottobre da record per il turismo croceristico, intanto l'autorità di sistema sta progettando il recupero dell'affaccio sul mare. Calcio, il Palermo vuole sfatare il tabù Barbera in Serie B, oggi arriva la Reggiana, in Serie C il Catania domani al Massimino ospita il Latina, mentre il Messina va ad Avellino, tra poco Trapani in campo a Monopoli. Bentrovati, allora al via la 2 giorni di Forza Italia a Santa Flavia nel Palermitano, ministri, sottosegretari, deputati e senatori da tutta Italia per la più grande convention dell'era post Berlusconi. Il vice premier Tajani e leader del partito apre allo Schifani bis. Manlio Viola. Santa Flavia nel Palermitano presa d'assalto dalla carica degli azzurri. Ministri, sottosegretari, deputati e senatori di tutta Italia sono arrivati a Palermo per prendere parte ad una delle più grandi convention azzurre dell'era post Berlusconi, forse la più grande. Dal vice premier e segretario nazionale azzurro Antonio Tajani al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, tutti a Palermo con il presidente della regione Renato Schifani, con il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Marcello Caruso. Schifani non si sottrae ai grandi temi della politica siciliana e dopo aver sostenuto che sulle province decide il Parlamento senza che il governo intervenga, sottolinea la crescita dell'economia nell'isola. Prima ancora della sessione bilancio contiamo di portare a casa un corposo assestamento di bilancio derivante da risorse maggiori che abbiamo recuperato in parte perché impegnate e non spese e in parte perché derivanti da maggiori introiti fiscali. Schifani poi evita i temi delle polemiche con il sindaco La Galla, che dice di non aver visto, e parla del modello Forza Italia che ha permesso di far crescere il partito, un modello per il quale anche secondo Giorgio Mulè bisogna mettere da parte tutto e condividere progetti e idee. La condivisione è la precondizione perché ci sia una maggioranza coesa. Laddove non c'è condivisione o c'è anche soltanto il sospetto che non sia, va colmata come? Parlandosi, confrontandosi e trovando una via d'uscita. Ed anche il leader nazionale Tajani parla di crescita politica e dell'importanza del centro nel centrodestra. Continuiamo a crescere e dobbiamo radicarci ancora di più sul territorio. La Sicilia è un ottimo esempio perché siamo già arrivati al 23%, quindi voglio ringraziare il Presidente Schifani. È ovvio che Schifani sarà il nostro candidato, sarà riconfermato, ha fatto benissimo il Presidente, non vedo perché non dovrebbe essere. Intanto la Sicilia fa ancora i conti con la crisi idrica, nonostante le recenti piogge. Una delle province più colpite resta sempre quella di Agrigento, dove questa mattina si è tenuta un'assemblea pubblica per affrontare un problema che sembra non avere soluzione. Davide Sardo. Un'estate vissuta tra mobilitazioni, notti in tenda e proteste al grido «Vogliamo l'acqua». Ad Agrigento nulla però è cambiato, i rubinetti nonostante le piogge dei giorni scorsi restano asciutti. Si spera nell'inizio dei lavori per il recupero della rete idrica e nella promessa di riattivare il dissalatore di Porto Empedocle. Intanto i cittadini sono sempre più esasperati. Un confronto tra comitati e associazioni si è svolto nell'ex chiesa di San Pietro. Un confronto a tratti teso, viste le difficoltà quotidiane, nel corso del quale si è provato a fare il punto sugli impegni assunti dalla Regione su dighe, invasi e reti, ma anche sul ruolo di Siciliacque. Comitati e associazioni hanno discusso anche di equità tra i comuni nell'accesso alla risorsa idrica, investimenti, servizi sostitutivi e di priorità gestionali. Nel corso di questi 5 mesi con il Comitato Vogliamo Acqua abbiamo fatto decine di proposte su un punto, con grandi professionisti che intervengono anche qui quest'oggi, ma le risposte sono venute
venuta a mancare. La crisi idrica è un problema che ci trasciniamo da decenni e nonostante il progresso tecnologico, nonostante il progresso diciamo amministrativo che dovrebbe stare dietro a queste cose, noi viviamo una continua emergenza. All'iniziativa sono stati invitati i sindaci dei comuni agrigentini e vertici dell'AICA, ma nessuno di loro si è presentato. E adesso parliamo di un altro problema che riguarda anche la nostra regione, cioè gli infortuni mortali sul lavoro, una piaga che non risparmia nessuno da nord a sud e lo confermano i dati dell'INAIL. In Sicilia si registra un più 22% di morti sul lavoro rispetto allo scorso anno. Orazio Longo. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Bologna, che ha contato 2 morti e 11 feriti nello stabilimento Toyota colpito da una esplosione mercoledì scorso. Ma da nord a sud il quadro degli infortuni mortali sul lavoro è desolante. Secondo i dati INAIL in Sicilia sono stati 54 nei primi 8 mesi dell'anno, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 42. Più 19% anche sul dato nazionale, che conta il 3,2 di aumento. Ad illustrare i numeri il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, Antonio Leonardi, in occasione della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Delle malattie professionali non è ancora risolto e soprattutto ancora grave il problema degli infortuni plurimi, su cui dobbiamo lavorare in maniera significativa. Leonardi punta il dito anche sulla formazione, troppo spesso legata agli attestati che evitano le sanzioni degli organi di vigilanza. Ma dietro quegli attestati spesso non c'è poi il cambiamento dei processi e dei comportamenti, cioè dobbiamo cambiare, passare da una formazione burocratico-cartacea a una formazione efficace, cioè una formazione che possa incidere significativamente sui comportamenti e sulle procedure, altrimenti la formazione così com'è non riuscirà ad abbattere il muro degli infortuni e delle malattie professionali. E per avere una formazione efficace uno degli strumenti è sicuramente quello di partire dai banchi di scuola. Ed è lì, tra i banchi dell'Istituto Vaccarini di Catania, che si è svolto l'incontro con oltre 200 partecipanti fra dirigenti scolastici, docenti e studenti. La necessità di una consapevolezza diversa del rischio e del diritto alla vita. Realizzati pacchetti multimediali dedicati agli studenti, per i quali è stato lanciato anche un concorso che premierà i migliori elaborati sui temi della prevenzione e della sicurezza. A Catania, povertà in crescita, sempre più famiglie si rivolgono alle parrocchie e alla Caritas per ricevere un aiuto, ma non si tratta soltanto di alimenti, l'aiuto spesso è anche per pagare le utenze. Adelaide Barbagallo. Famiglie con bambini, disoccupati e italiani, ecco il volto dei poveri aiutati dalle parrocchie a Catania. Essenziali punti di riferimento nel territorio e che ben conoscono le esigenze di chi bussa alla loro porta. 41 quelle che hanno fornito i loro dati alla Caritas diocesana. Degli oltre 8.500 assistiti, il 95% ha chiesto alimenti, il 40% un aiuto per pagare bollette e c'è una disperata ricerca di lavoro. Il lavoro che manca diventa un problema anche perché non è solo per una questione legata chiaramente al fabbisogno quotidiano, ma perché l'uomo che vive questo disagio si percepisce, tende giorno dopo giorno a percepirsi sempre più inutile. Beni di prima necessità continuano ad essere la prima richiesta, ma attenzione, per beni di prima necessità non sono da considerarsi solo i beni alimentari, ma anche quelli medicali tante volte, quindi assistenza sanitaria. I dati mettono in risalto anche un altro tipo di povertà da non sottovalutare. La povertà della solitudine, e quindi c'è un bisogno ardente di relazioni significative. La povertà a Catania, come nelle altre città dell'isola, è ormai strutturale. Le parrocchie e la Caritas, con tutti i suoi servizi, nell'ultimo anno 356.000, riescono a dare risposte, ma servono politiche di inserimento. Occorre andare oltre l'impegno caritativo, sostiene l'arcivescovo Luigi Renna. I meccanismi dell'economia non riescono ad essere pienamente orientati all'inclusione e solo la politica può mettere argine a una logica di mero profitto. E adesso la cronaca, grave incidente questa mattina a Giarre, siamo nel Catanese, un pedone di 78 anni è stato travolto e ucciso mentre attraversava Corso Europa da una Panda guidata da un uomo di 82 anni. Inutili i soccorsi, la vittima è stata sbalzata sul selciato ed è morta pochi minuti dopo.
Martina Patti era consapevole di uccidere. Sono state depositate le motivazioni della Corte di Assise di Catania, che ha condannato a 30 anni la giovane mamma che a Mascalucia nel 2022 ha ucciso in maniera efferata la piccola Elena Del Pozzo di soli 5 anni. Orazio Longo. La bambina era diventata una figura ingombrante. Frasi da brivido quelle che emergono dalle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Catania, che ha condannato a 30 anni Martina Patti, la giovane mamma rea confessa che ha ucciso la sua figlioletta Elena Del Pozzo di 5 anni con 16 coltellate il 13 giugno del 2022 a Mascalucia. Questo scrivono i giudici in merito a quelle che possono essere considerate le ingiustificabili ragioni del folle gesto. La bambina era, si legge nelle 107 pagine della motivazione, riportate in stralcio dal quotidiano La Sicilia, alla vista della Patti, da un lato come destinata col tempo ad avere una stabile presenza di un'altra figura femminile, la compagna del papà ed ex compagno, che l'avrebbe potuta offuscare, dall'altro si era dimostrata in qualche modo d'impaccio perché una relazione, quella con il nuovo fidanzato, assumesse un carattere di stabilità e profondità. Sarebbe quindi questo il complesso di fatti e di circostanze che hanno fatto da sfondo al brutale omicidio, non un movente vero e proprio. Una ricostruzione che fa ancora più male se si tiene conto delle immagini del circuito di videosorveglianza dell'asilo, che mostrano la bambina correre incontro felice alla mamma poche ore prima dell'omicidio. L'ultima volta per la piccola Elena, che non fu mai rapita da estranei così come la madre voleva far credere all'inizio, ma fu uccisa e abbandonata in un campo vicino casa, luogo del ritrovamento, nascosta semisotterrata in 5 sacchi di plastica nera. Nessun dato probatorio conferma la tesi della Patti relativa ad avere maturato l'idea di un omicidio-suicidio, scrive ancora la Corte d'Assise, che aggiunge che quanto successo descrive un vuoto morale da condannare senza tentennamenti. I giudici reputano concedibili le attenuanti generiche, la difesa ricorrerà in appello. Oggi, 26 ottobre, Denise Pipitone compie 24 anni. A ricordarlo il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che scrive: ad oltre 20 anni dal suo rapimento, Denise compie un altro compleanno senza l'abbraccio dei suoi genitori, della sua famiglia e di tutti coloro i quali in questi anni non l'hanno dimenticata. 2 giorni fa Tony Pipitone, padre legale della piccola, ha avanzato la richiesta di riapertura dell'indagine, in precedenza archiviata dal GIP su richiesta della Procura di Marsala per la scomparsa appunto della figlia avvenuta nel 2004. E adesso veniamo al tentato omicidio a Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Il lavoro della squadra mobile ha portato al fermo di un sospettato. Sentiamo. Un fermo per il tentato omicidio di via Balatelle a San Giovanni Galermo a Catania. Si attende la convalida che arriverà nelle prossime ore. Il lavoro della squadra mobile, sotto il coordinamento della Procura etnea, ha portato però ad individuare il probabile responsabile, che ha esploso il colpo con un fucile da caccia caricato a pallini e che ha ferito un 53enne ad un braccio. L'uomo, che è stato ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Catania, stava percorrendo in auto la via Balatelle nel rione di San Giovanni Galermo. È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per estrarre alcuni frammenti che si sono conficcati in diverse parti del corpo. Il movente sembra riconducibile a motivi personali. I fatti: il 53enne era all'interno di una 500 nera ed è stato raggiunto dal colpo che lo ha ferito al braccio ma anche al torace. Sul posto sono intervenute le volanti della questura, che hanno trovato la porta del passeggero aperta e evidenti tracce di sangue. Soccorso dall'ambulanza e trasportato al Policlinico, i sanitari gli hanno riscontrato anche una ferita alla testa. Proprio in ospedale il 53enne è stato raggiunto dai poliziotti, che sono riusciti ad avere da lui alcune dichiarazioni. È cominciata così la caccia al sospettato, che è stato fermato in attesa appunto della convalida. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Messina, dove questo mese di ottobre ha registrato un boom di turisti, di croceristi, anzi una fase di crescita, quella dello scalo dello Stretto, destinata ad aumentare ancora, e l'autorità di sistema intanto sta progettando il recupero dell'affaccio a mare. Francesco Triolo. Numeri in crescita e destinati ancora a salire, quelli del porto di Messina. Ottobre e novembre sono infatti mesi in cui sono previsti più scali di navi da crociera nell'arco di tutto il 2024, ma già il bilancio che ha tracciato l'autorità di sistema portuale dello Stretto va oltre il previsto. Da aprile ad oggi sono sbarcati in città oltre 630.000 croceristi. Ottobre è stato il mese, insieme ad agosto, in cui si è registrato il numero più alto di viaggiatori arrivati in porto. Solo nella giornata di ieri erano 2 le navi ormeggiate, con quasi 7.500 turisti che hanno visitato la città. Oggi arriverà un'altra nave, domani altre 2 in totale.
altri 3.406 passeggeri. Poi martedì tornerà l'ammiraglia della MSC, la World Europa, con a bordo 6.762 persone. I 2 mesi di fine estate e autunno, settembre e ottobre, richiamano insieme una massa importante di crocieristi che tocca quota 190.000 presenze, a conferma che proprio questo periodo per Messina è uno dei più redditizi, visto anche il perdurante clima estivo, a differenza di quanto accade in altre mete turistiche. Poi a novembre se ne dovrebbero aggiungere altri 25.000, oltrepassando dunque la soglia dei 650.000 crocieristi, un flusso impressionante di turisti anche fuori la classica stagione estiva. E a proposito di crocierismo, nei prossimi giorni l'autorità di sistema aprirà un confronto con la città, presentando ufficialmente gli esiti del concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell'area marittima. L'obiettivo è ridare alla città il suo affaccio a mare. Oggi e domani in piazza Mazzini a Catania l'antico mercato delle erbe, suoni, sapori e odori tra i banchi delle maestranze di un tempo. Desiree Ferlito. A Catania in piazza Mazzini, oggi e domani, 2 giorni di storia nella storia, con rievocazioni e riproposizioni in chiave medievale dell'antico emporio cittadino, tra mercanti e viandanti, giocolieri, musicanti, cucinieri e vecchi mestieri, falchi e falconieri, lungo un percorso intriso di suoni, sapori, odori e colori, tra i banchi delle maestranze della Catania di un tempo. Il progetto, ideato da Carmela Costa in sinergia con il Teatro Stabile di Catania, che con il direttore Graziano Piazza ha curato messe in scena e rappresentazioni. Ci saranno una sorta di festa però che è inerente al mercato, per cui è un viaggio immersivo, come se fosse un'esperienza che uno può vivere durante la giornata ed è una giornata particolare. Varcata la soglia di piazza Mazzini è come attraversare un varco temporale, come se il tempo si fermasse, tra spezie e costumi del Settecento. Turisti e cittadini ne rimangono incantati. La storia di palazzi antichi e della città sono una cornice perfetta. La sanità sarà al centro della nuova puntata del Punto. L'approfondimento curato e condotto da Luca Ciliberti, in onda oggi alle 14.30 su Telecolor e domenica alle 14 e alle 23 su Antenna Sicilia. La nostra regione ha uno dei tassi di rinuncia alle prestazioni sanitarie tra i più alti d'Italia. Ovunque mancano medici e infermieri, gli ospedali restano sguarniti e i pronto soccorso di tutta l'isola sono diventati ormai reparti di frontiera, sempre più pericolosi per chi ci lavora. Tra gli ospiti della trasmissione anche il dirigente generale della regione Salvatore Iacolino, l'ex assessore alla salute Ruggero Razza e il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola e il segretario del PD Anthony Barbagallo. Quindi appuntamento alle 14.30 su Telecolor. Intanto noi facciamo una pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Oggi scendono in campo il Palermo e il Trapani. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso il calcio, parliamo del Palermo che deve tornare a vincere al Barbera. Questo è appunto l'obiettivo dei rosa, ancora alla ricerca della prima vittoria casalingo. Alle 15 partita in casa contro la Reggiana, Brunori non convocato per un problema muscolare. Marco Gullà. Spezzare l'incantesimo del Barbera tornando alla vittoria. Il Palermo oggi pomeriggio in casa contro la Reggiana vuole porre fine a un'astinenza di vittorie che va avanti da troppo tempo. Il Palermo vuole riprendersi il Barbera. In questo campionato al momento nessuna vittoria, ma i tabù sono fatti per essere sfatati. Vorrei parlare di un Palermo che migliora, abbiamo delle qualità come dicevamo prima individuali importanti e un Palermo che vince. È arrivato il momento in casa di fare tutto, di migliorare e vincere perché è quello che vogliamo e vogliamo dar continuità a quello che abbiamo fatto nell'ultima, che non è bastato perché
perché se una partita che vinci 2-0 la pareggi 2 pari vuol dire che quello che hai fatto non è bastato, vuoi per merito altrui ma anche per demerito nostro, e quindi dobbiamo aumentare quello che facciamo di positivo e ridurre le qualità avversarie, limitare gli avversari attraverso le nostre qualità. Non ce la fa il capitano Brunori a causa di un trauma contusivo al piede. L'attaccante aveva avuto qualche problema nelle sedute di avvicinamento alla partita, le sue condizioni saranno da valutare, ma il club rosanero ha scelto la strada della prudenza. In avanti, al centro, gioca Henry, poi Insigne e Di Francesco. Verre è convocato ma non è al top. Reggiana con gli stessi punti del Palermo è vogliosa di continuare a sorprendere. Si inizia alle 15. Il Catania invece in Serie C si prepara alla sfida al Massimino contro il Latina domani, una grande occasione per cercare i 3 punti e continuare appunto il cammino nel campionato. Oggi l'allenatore toscano ha presentato la sfida. Marco Carli. Si riparte dalla rimonta di Foggia con quel gol segnato da Di Gennaro che ha cambiato la partita e ha dato al Catania, reduce da un filotto di 5 risultati utili consecutivi, ulteriore convinzione in vista del prosieguo del campionato. Al Massimino arriva il Latina che invece è reduce da 4 sconfitte consecutive e ha assegnato a Boscaglia la panchina solo nella giornata di venerdì. Ma il Catania, che in settimana ha anche esaminato il primo tempo di Foggia non positivo come la ripresa che ha condotto alla rimonta, sa che non deve sottovalutare nessuno. Non dobbiamo guardare la classifica, perché in Latina se tu guardi l'organico e guardi i singoli calciatori non rispecchia la classifica l'organico che hanno, quindi antenne alzate, massima concentrazione. Qua in Inglese D'Andrea si giocano una maglia dall'inizio, il tecnico deve anche dosare le forze dei suoi in vista dei 3 impegni ravvicinati fra Latina, Turris e Messina, ma dice che le scelte non dipenderanno da questo. Sono scelte per questa partita, non per il turno infrasettimanale o per le 3 partite di una settimana. Un'altra qualità che ho visto a Foggia, che nelle altre partite magari l'ho visto di meno, la lucidità. Un'altra squadra sotto di 2 gol, dopo il rigore sbagliato, l'azione, il colpo di testa di D'Andrea sbagliato, gli ultimi 10 minuti incomincia a buttare la palla, cerca la fortuna, una spizzata, un rimpallo, invece ha continuato a giocare con tranquillità, con qualità. Catania Latina come sempre sarà seguita in diretta da Telecolor, 3 ore live che si chiuderanno con le interviste in anteprima ai protagonisti. Durante il match interventi dallo stadio e commenti da studio con la possibilità per i tifosi di interagire da casa con la trasmissione. Domani trasferta complicata per il Messina ad Avellino, giallorossi reduci da 3 pareggi consecutivi e poi impegno fuori casa anche per il Trapani che però gioca oggi pomeriggio a Monopoli, fischio d'inizio alle ore 15. Sergio Colosi. Chi vince da 4 turni contro chi pareggia da 3, chi spende una barca di soldi da qualche anno per provare a raggiungere la Serie B, contro chi invece ogni stagione risparmia e punta al miracolo salvezza. Avellino-Messina ha 2 modi opposti di fare calcio, ma un esame di maturità per entrambi, seppur con obiettivi diversi. A rendere ancora più interessante la sfida di domani al Partenio, 2 irpini in giallorosso, Francesco Rizzo di Castelvetere e Vincenzo Garofalo di Lioni. Dall'altra parte c'è Raffaele Biancolino, ex punta peloritana, ma oggi a sorpresa tecnico del rilancio biancoverde. 4 partite e altrettante vittorie, con 14 reti realizzate e soltanto una subita. Pronostico a senso unico, anche se il Messina nelle ultime 3 giornate ha fermato sul pareggio Benevento, Trapani e Monopoli. L'Avellino però in questa fase della stagione sembra avere un altro passo. Assente Anatriello in attacco, nuovo opportunità per Luciani, recuperato Salvo, migliora Petrucci, pronto Anselmo che ha scontato la squalifica. Il Trapani oggi con inizio alle 15 ha la grande occasione di sorpassare il Monopoli che lo precede di 1 punto ma ha la difesa in infermeria con giocatori fuori ruolo. I Granata dopo la cinquina al Cerignola hanno entusiasmo e un attacco super per lasciare il segno. Ancora panchina per Canutè, dietro Lescano e Fall c'è Bifulco.
Pomeriggio e serata di Champions per due squadre catanesi, campioni d'Italia nei rispettivi sport. L'orizzonte nella pallanuoto alle ore 15, ennesima, se la vedrà con l'UFS Budapest nella prima giornata del girone eliminatorio, che è composto da 4 squadre. Le prime 2 accedono ai quarti. E dalla pallanuoto passiamo invece al calcio a 5, al Palacatania alle ore 20, sfida decisiva tra Meta Catania e Kauno Zalgiris. Le due squadre sono in testa al girone, i lituani hanno una differenza reti migliore. Per accedere all'Elite Round i rossazzurri devono vincere. E prima di chiudere vi ricordiamo che alle 3 di questa notte scatta l'ora solare, le lancette quindi andranno indietro di un'ora regalandoci un'ora extra di sonno. Con il cambio le giornate si accorceranno, farà buio più presto, però potremmo godere di un'ora in più di luce naturale al mattino. E con questa notizia noi ci salutiamo, grazie per averci seguito. Questa edizione del TG Sicilia termina qui. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 20 di questa sera. A tutti voi un buon pomeriggio.